vino è un elemento di attrattività straordinario e va sottolineata questa collaborazione virtuosa tra comuni, questo passaggio da un lavoro a compartimenti stagni a un lavoro invece più di territorio. I vini degustati stasera proclamavano la bellezza di questa donna angelica nella terra del Gattopardo e credo che abbiano raggiunto l'obiettivo, proprio le realtà locali, e credo che questa sia la grande forza di questo territorio rispetto a Santa Margherita di Belice, terra del Gattopardo. Preferisco sinceramente il grecanico perché ha un gusto fruttato e dà retrogusto poi alla fine un po' acidulo. Sicuramente bere qualità, anche perché a livello di degustazione la qualità è sempre importante e la qualità all'interno delle terre sicane è un concetto cardine del nostro territorio. Ai miei coetanei sicuramente consiglierei vivamente di bere vino siciliano in quanto è una qualità affermata e rinomata. L'edizione 2023 è stata un'edizione che ci ha colpito e stupito, sia perché c'è stata una grandissima affluenza di persone, sia perché da quest'anno abbiamo iniziato uno spin-off negli altri territori e l'obiettivo è stato quello di portare in piazza le piccole aziende del territorio unite alle grandi aziende per comunicare quella che è la nostra cultura dell'enogastronomia. Angelica è sinonimo di bellezza, di sensualità, di quella sensualità che ammalia e fa crescere nell'uomo un sentimento, che è il sentimento del benessere. Angelica è il simbolo di quella Sicilia produttiva che è luce, che è bellezza. E quindi i vini, così come Angelica, non sono altro che quel fenomeno naturale che crea bellezza nell'uomo, ovvero il sentimento della felicità, dell'ebbrezza, il sentimento della natura, del paesaggio. Dunque Angelica e i vini sono i messaggeri di una Sicilia di bellezza e di luce.